Odissea per la collaborazione e per l'ospitalità. Qua c'è, come sapete, la rassegna Nottetempo, la rassegna Cinema all'aperto. Oggi presentiamo il romanzo di Livia Sambrotta, Cristallo. Invito Livia ad avvicinarsi. Ringrazio lei per aver accettato il nostro invito e Piergiorgio Pulixi che dialogherà con lei. Buonasera a tutti. Ringrazio anche la libreria Mieleamaro che ha laggiù i libri sia di Livia che di Piergiorgio e naturalmente l'assessorato alla cultura della Regione Sardegna, la Fondazione di Sardegna e il Comune di Cagliari che sostengono il festival. Il ventaglio che vi abbiamo distribuito in realtà è un questionario in cui vi invitiamo a esprimere insomma, il vostro parere su questo evento, ma anche la vostra provenienza e se volete essere aggiornati, informati sui prossimi eventi di Lìberos nella zona che indicherete, potete anche lasciare la vostra email. Lascio la parola a Piergiorgio e Livia e vi ringrazio. Grazie. Intanto buonasera a tutti voi, è un grandissimo piacere ritrovare Livia. Infatti non ti dico benvenuta in Sardegna, ma ti dico bentornata in Sardegna. Certo, grazie. Prima di addentrarci dentro le pieghe del romanzo, tu hai un rapporto profondo con questa terra, nel senso, non so se qualcuno lo sa, però Livia ha vissuto qua in Sardegna, ha vissuto nella zona di Quarto, se non sbaglio. Sì, certo, buonasera a tutti, è una grande felicità per me essere qui. Dalla mia esperienza di Quarto è nato anche un romanzo, Tango da, quindi un noir che omaggiava proprio le tonalità chiaroscure di questa meravigliosa terra. Quindi per me tornare qui è un grande piacere ed è un modo proprio di ritrovare delle emozioni che mi appartengono e che mi fa sempre piacere vivere qua. L'ultima volta che ci siamo visti qua in Sardegna presentavamo proprio Tango da. Sì, esatto. Non eravamo troppo lontani da lì, hai fatto tanta strada. Mi ha portato fortuna, evidentemente, e la Sardegna mi ha portato fortuna. L'isola porta sempre fortuna. C'è stato un libro successivo, edito da sé, che è lo stesso editore del romanzo che presentiamo oggi, Cristallo, hai vinto il premio Selezione Bancarella, un premio piuttosto prestigioso, e adesso siamo qui. Sai, capire la genesi di un romanzo è sempre molto interessante, perché gli autori di polizieschi, questo romanzo thriller, che però miscela elementi anche per certi versi del giallo classico, perché c'è un'indagine da risolvere, un'indagine molto complessa. Sembra quasi un delitto della camera chiusa per certi versi. Mi ha ricordato un po' Le Tre Bare, che è un classico della letteratura poliziesca. Però ci sono anche tonalità, mi verrebbe da dire, da romanzo gotico, una fortissima dose di thriller psicologico. Hai saputo giocare molto bene con i generi, i sottogeneri, le nuance di questo genere letterario. E il tutto con la cifra che ti contraddistingue, che è un montaggio molto cinematografico, un linguaggio molto, molto visivo, ti sembra di essere letteralmente lì, in mezzo alla storia, e una profondità dei personaggi che ti contraddistingue. Quanto è lontana la genesi di Cristallo, ovvero quando è nata l'idea, da quando ti è fatto compagnia? Allora, intanto grazie per questa bellissima introduzione. Cristallo nasce dalla volontà di raccontare una storia ambientata nel Cadore. Il Cadore è un'area del Veneto, siamo in alta montagna ed è una zona molto famosa per le tre cime di Lavaredo e il lago di Mesurina. Una zona che un po' tutto il mondo ci invidia per queste splendide montagne, ma non solo, poi ci sono tantissime altre vette rinomate e conosciute. E io volevo arrivare qui con una mia storia. Perché? Perché io proprio in Cadore ho una casa di famiglia, quindi qui ho trascorso tutte le estati della mia vita innamorandomi, ovviamente, come ci si innamora dei posti quando si arriva che si è molto piccoli, però non solo. Dai 14 ai 18 anni ho anche abitato proprio in Cadore. Quindi cosa è successo? Che io da una parte ho sviluppato quelle emozioni legate appunto alla libertà, la bellezza, la possibilità di vivere questa natura maestosa e imponente. Dall'altra però, dovendoci anche abitare, ho potuto conoscere anche la sua controparte, quindi la mentalità della comunità locale
i toni anche più scuri dovuti al richiamo del silenzio, alle emozioni quelle più sotterranee, perché comunque siamo in montagna, insomma un certo tipo di modo di vivere che chiaramente era diverso dal mio. Ho tenuto con me queste emozioni molto forti, le ho alimentate negli anni e sapevo che sarei dovuta arrivare qui perché volevo rendere omaggio a questa terra, però dovevo avere la storia giusta. Ho quindi lavorato molto prima di poter dire avrò un libro inventato in Cadore. Quando ho avuto l'idea da cui parte proprio Cristallo, allora lì ho capito che ero sulla strada giusta e l'idea è stata quella di innanzitutto vedere un posto, un luogo, che è lo Chalet Cristallo. Lo Chalet Cristallo è un luogo immaginario che voi ritroverete subito nel romanzo, perché è qui che si apre proprio la scena del crimine, e lo Chalet Cristallo si trova ad alta quota sopra Dumegge di Cadore, quindi in realtà in un luogo reale. Perché dico che sono partita da qui? Perché immediatamente questo luogo è stato per me suggestivo, evocativo. Lo Chalet Cristallo è un rifugio ad alta quota di lusso, un luogo meraviglioso dall'architettura all'avanguardia in legno e vetro, soprattutto il vetro, non a caso il suo nome. Questo vetro permette alla luce delle Dolomiti, che è una luce unica al mondo, perché le rocce delle Dolomiti, grazie alla loro composizione minerale, riverberano una luce dalle tonalità che vengono definite praticamente quasi rosa. Lo Chalet Cristallo, grazie al fatto che è in vetro, appunto, permette di essere inondato da questa meravigliosa luce. E quindi ho capito che lì io potevo iniziare la mia storia, perché da una parte c'era appunto la magnificenza della natura che si poteva rivelare al suo massimo. Dall'altra però questo Chalet Cristallo, come giustamente hai detto tu, era anche un setting chiuso, isolato perché siamo a 2000 metri e quindi come dicevi tu giustamente il giallo un po' dalla camera chiusa, nel senso è un setting comunque dove avviene un crimine molto forte, magari dirò giusto due parole sull'apertura della storia per darvi un contesto, perché siamo a Ferragosto, sotto un sole. Se vuoi. Benissimo. Dall'esterno lo Chalet Cristallo è un lucente guscio di design all'avanguardia in vetro e legno. Alle sue spalle, come una schiacciante mano divina, il bosco di abeti rossi si estende impenetrabile. Il panorama davanti al rifugio si apre sulla linea delle vette dolomitiche, intessute nel cielo. Nell'elegante barbecue, in acciaio nero, sfrigolano ancora le braci per una grigliata che non avrà mai luogo. Siamo il 15 di agosto del 2022, questo delitto di cui adesso ci parlerai verrà soprannominato da Emilia il Ferragosto di sangue. Parla pure, spiegaci in cosa consiste questo enigmatico delitto e poi ti faccio una battuta che solitamente fanno a me, ma oggi mi vendico in qualità di presentatore. Benissimo. Allora, questo Chalet Cristallo viene affittato da Rachele e Max, che sono due dei miei protagonisti, e loro sono due professionisti che arrivano da Milano. Lei è una fotografa molto affermata, riconosciuta a livello internazionale. Suo marito Max, un architetto, anche lui un architetto importante che cavalca la nuova scena milanese. Quindi sono due persone di 35 anni, una coppia apparentemente molto affiatata e molto focalizzata sulla realizzazione delle proprie ambizioni. Max, il marito, decide di affittare questo Chalet Cristallo per fare una pausa da tutto, staccare, rigenerarsi, vivere un'estate da sogno sulle Dolomiti per caricarsi e poi ripartire con la loro vita. Quindi arrivano qui proprio ad agosto. Rachele è però anche originaria del Cadore. Lei in realtà è nata lì, però a 20 anni, dopo una vita che le ha riservato degli episodi molto drammatici, lei decide di andarsene e decide di andarsene per provare a realizzare il suo sogno di diventare appunto una fotografa. Quindi quando tornano lì, Max per lui è una scoperta tutto nuova, Rachele in realtà inizia a vivere delle sensazioni anche al di là della vacanza perché il suo è un ritornare a casa. Qui fanno la conoscenza di qualche amico nuovo, qualcuno lo ritrovano e insieme a loro organizzano questa grigliata di Ferragosto. Purtroppo però il giorno di Ferragosto accade qualcosa di terribile, tutto degenera in pochi minuti e di loro si salverà soltanto Rachele. Però Rachele cade anche lei vittima di questa terribile carneficina.
sviene e non ricorda nulla, quindi purtroppo non potrà diventare la testimone oculare. Quando le forze dell'ordine arrivano sulla scena del crimine, chiaramente sono sgomente, perché la Valle del Cadore è una valle placida, dove non esiste la cronaca nera, e quindi chiaramente questo fatto sconvolge questa pace. Non solo, vista l'efferatezza, la stampa lo ribattezza appunto il Ferragosto di sangue. Ma c'è anche un altro elemento, che Rachele, che è l'unica sopravvissuta, è una fotografa affermata. Quindi su di lei si punta immediatamente il faro di queste indagini e si scatena una vera e propria morbosità, perché essendo lei un'artista, tra l'altro un'artista inquieta ma molto affascinante, chiaramente diventa diciamo, l'eroina tragica di questa vicenda. Allora, solitamente a me accade questo, non so te. Alla fine delle presentazioni io parlo delle mie storie. Capita quasi sempre con delle signore di una certa età, si avvicinano con il libro a farsi firmare e proprio sistematico mi domandano: ma sa, lei è proprio un bravo ragazzo. Non avrei mai immaginato che fosse una persona così garbata, cortese. Da quello che scrive pensavo fosse uno psicopatico. Adesso ti giro la domanda, cioè tu stai incorrendo in questo pericolo, perché il romanzo appunto si apre con questa scena che è inquietante, nel senso che non l'ha detto Livia, però anche Rachele è stata ferita, quindi si capisce subito che è molto complesso che sia stata lei, perché è stata ferita in maniera anche piuttosto grave. Questa ferita le ha provocato un trauma cranico, una perdita della memoria, diciamo, a breve termine, non ricorda quasi nulla di quello che è accaduto. Piano piano i ricordi emergeranno, perché la particolarità di questa storia è che è strutturalmente divisa in due parti. E a partire dal prologo in poi noi scorriamo, vediamo la storia scorrere su due binari temporali. Un binario che ci racconta quello che è accaduto prima del 15 agosto, prima del delitto, e un altro binario che invece va ancora più in lontananza, va più all'indietro nel tempo e ci racconta un po' l'infanzia di Rachele, il perché lei sia diventata una fotografa, un po' anche il rapporto con suo marito Max, qualche antefatto sui protagonisti, o meglio coprotagonisti, Oliver, la vittima libanese, un medico dal passato molto interessante, Lana, Andrea, tutta una serie di personaggi che poi però, ahimè, cadono vittime. Dalla seconda parte in poi, di cui non diremo nemmeno una parola, chiaramente, si racconta il dopo, quindi si racconta il ritorno a una nuova vita di Rachele dopo questa carneficina e si scopriranno che, come uno dei grandi leitmotiv di questo genere, è che molto spesso le colpe di tutti noi risiedono in qualche modo nel nostro passato o le ereditiamo in qualche modo da qualcuno. Quindi il passato per tutti i personaggi diventa il principale ostacolo da una parte e forse anche il principale indiziato. Nessuno di questi personaggi, diciamo, è veramente chi dice di essere, ognuno di loro ha un piccolo segreto. Ma soprattutto sei stata molto brava a inserire questo elemento perturbante del fatto che questo bellissimo chalet di Cristallo, dove Rachele e Max possono vedere tutta la vallata, in qualche modo c'è l'elemento perturbante, sì, tu puoi vedere tutto, ma puoi anche essere visto, ed entrambi percepiscono delle presenze, si sentono un po' osservati. Ecco, la mia domanda è quanto il cinema anche ha influenzato questa tua visione. Ci sono echi, tu lo citi apertamente, di Twin Peaks, in questa storia per esempio, quindi quanto giocare anche su più generi letterari è stato per te necessario per raccontare questa storia? Sì, è stato sicuramente fondamentale. Io per lavoro per UC Cinemas, mi occupo di quella che noi chiamiamo la film promotion, quindi realizzare delle campagne film affinché le persone conoscano i film e vengano nelle sale a vederli.
Chiaramente per lavoro ormai da anni vedo 3-4 film a settimana, quindi immaginate quanto questo possa aver influenzato in primis il mio sguardo sul mondo e poi la mia voce da narratrice. Ci sono degli elementi che amo moltissimo del cinema e che credo proprio di aver fatto miei. Innanzitutto il ritmo. Immaginate, ora ci siamo abituati al fatto che in 2 ore ci arrivino delle storie molto ambiziose, molto complesse, con molti protagonisti, però in realtà se ci pensate 2 ore è un tempo veramente molto ridotto per raccontare una storia, eppure il cinema ci riesce. E come lo fa? Lo fa innanzitutto grazie ai suoi strumenti, quindi il montaggio, che infatti io uso, come giustamente hai detto tu, attraverso l'alternanza di diverse linee narrative, dovute a diverse personaggi, ma anche a dei salti temporali. Quindi sicuramente il montaggio è una grande tecnica che il cinema utilizza e che a me affascina moltissimo. Perché? Perché regala ritmo. Se noi siamo in una sequenza, ma poi abbiamo la possibilità di fatto di saltare dentro un'altra sequenza, questo ci permette chiaramente di vivere la storia in modo dinamico. Chiaramente il narratore deve essere sempre molto bravo a far sì che il lettore si senta a suo agio. Io ho lavorato molto affinché il lettore appunto si senta sempre in una lettura molto fluida, però sicuramente questo è uno strumento molto interessante. E poi chiaramente l'impatto immediato dell'immagine. Ecco, anche questo ormai diciamo, noi siamo abituati, però se ci pensate un film ci fa entrare immediatamente dentro i luoghi e i luoghi per me sono importantissimi, sono dei veri e propri protagonisti. E per protagonisti intendo non soltanto un contesto nel quale si possa sviluppare una storia, ma un'ambientazione che possa influenzare le scelte dei personaggi. Questo avviene in Cristallo, perché come dicevi tu, è vero, Cristallo è bellissimo, questo rifugio è inondato dalla luce, però ovviamente il vetro permette anche di essere osservati da fuori e quindi instilla in modo anche probabilmente immediato e involontario la percezione che magari qualcuno ci osserva e che qualcuno ci spia. Questa riflessione la fa subito Rachele. Rachele, abbiamo detto, è una fotografa dalla cifra stilistica unica perché fotografa soltanto fratelli. Non vi dirò il perché, ma lo scoprirete leggendo il romanzo. E lei a un certo punto, quando si trova dentro questo chalet bellissimo, ha appunto la sensazione che qualcuno possa osservarla da fuori e si irrigidisce, però fa un'ulteriore considerazione e dice: ma non sarà che quel cinico spione esterno sia proprio io? Cioè, Rachele, per darvi un po', diciamo, il sapore anche dei suoi conflitti, si domanda se addirittura non sia lei stessa che si osserva da fuori, come se lei fosse un'attrice dentro questo rifugio e stia di fatto assolvendo una parte, e di fatto la giudichi. Perché? Perché lei è una fotografa e quindi è abituata a sua volta a spiare gli altri, a rubare qualcosa degli altri per farlo suo. Infatti la dimensione della fotografia per Rachele non è soltanto una professione o un mezzo per esprimersi, è diciamo, lo strumento che lei ha per scandagliare la realtà. Lei è in cerca di risposte, le cerca ancora perché ha delle questioni che le appartengono, che sono irrisolte e attraverso la fotografia cerca qualcosa. Da questo punto di vista Rachele è molto affascinante. È anche una protagonista molto inquieta e tormentata, perché lei da una parte, diciamo io anzi da una parte le ho tolto molto, perché come dicevo ha una storia drammatica alle sue spalle, però non volevo che Rachele si ponesse all'interno della storia soltanto come una vittima, volevo anche insomma, che si ponesse con una sua visione del mondo forte. E quindi io le ho regalato questo talento, il talento puro, quello che accade a una persona su 1 milione, quel talento che è lui a rivelarsi a te, non devi neanche cercarlo. Infatti lei fin da quando è bambina involontariamente proprio sviluppa questo potere di osservazione e quindi lei ha fra le mani anche questo destino dorato che chiaramente nel momento però che accadrà questo tragico fatto in qualche modo le si ripercuoterà anche contro, perché chiaramente il fatto che lei è una fotografa accende proprio nei suoi confronti una morbosità da parte dei suoi fan. In tantissimi iniziano a scriverle, le sue fotografie svettano a quotazioni stellari e i suoi fan le chiedono per favore fotografaci, io ho un fratello, una sorella e vorremmo essere i tuoi soggetti, perché? Perché loro vogliono in qualche modo far parte di questa vicenda, perché vedono in lei
una vittima sì, ma anche una sopravvissuta, quindi come se lei fosse di fatto una fenice risorta dalle ceneri. Sì, diciamo che lei appena rinviene, viene portata in ospedale, viene completamente isolata dal mondo, cioè si troverà in un reparto particolare dove non ha contatti con altri pazienti perché la stanno proteggendo da quello che sta accadendo fuori, ovvero l'inferno, il caos mediatico più totale. Quindi lei non ha dei rapporti con l'esterno proprio perché è in una condizione di fragilità notevole e i medici da una parte e un carabiniere, un colonnello dei carabinieri che si occupa, è un investigatore, si occupa di questo caso, deve capire, deve utilizzare anche quelle piccole memorie che stanno pian piano emergendo per cercare di risolvere questo caso. Prima di andare avanti sull'aspetto della cronaca nera, della morbosità della cronaca nera, ti volevo leggere volevo stare un secondo sulla fotografia, perché tu scrivi delle frasi bellissime su questa sua particolarità di fotografare soltanto i fratelli e sulla fotografia in generale. A un certo punto si dice: è stupefacente come i fratelli riescano a rubarsi persino le espressioni del viso. Anche il modo di muoversi è dettato dal loro codice segreto, un linguaggio invisibile che si plasma negli anni della crescita, una corrispondenza fatta non solo di gesti, ma anche di espressioni inventate, occhiate complici, neologismi comprensibili solo a loro. Questo vuol dire essere fratelli, condividere un legame a cui nessun altro è concesso di accedere, a cui nessun altro è concesso di accedere. In realtà le fotografie di Rachele vanno a immortalare proprio questi attimi di estrema complicità, dando a tutti noi l'opportunità di entrare in quel rapporto così stretto. Poi diciamo, uno dei personaggi molto importanti, non vi posso svelare chi è, però dice sul suo rapporto con la fotografia: sa, per come la vedo io, lei ha una grande fame d'affetto. Le sue fotografie rappresentano la ricerca incessante di questo amore. È normale con tutto quello che ha vissuto. Sappia però che ora è iniziata una nuova fase della sua vita e nel tempo la prospettiva potrebbe ribaltarsi, potrebbe essere lei a diventare l'oggetto di un amore profondo ed essere ripagata delle sue terribili perdite. Allora Rachele utilizza la fotografia come se fosse un metodo di indagine, un metodo investigativo per indagare su se stessa. Lo fa proiettandosi nelle coppie di fratelli, lo fa proiettandosi verso l'esterno, ha uno sguardo fotografico sulla realtà, però non riesce mai in realtà a uscire da se stessa, a uscire dai propri traumi. Ecco, però il romanzo parla di rinascita, parla in qualche modo di quanto è complesso, ma quanto al tempo stesso sia salvifico lasciare andare le catene che ci legano al nostro passato, non solo per Rachele. La domanda che ti voglio fare è: quando è nata proprio l'idea di dare al tuo personaggio questa caratteristica professionale? Cioè è nata prima la professione e poi il personaggio o viceversa? Ma allora, sono nati insieme, nel senso che io non sono una fotografa e nella mia vita la fotografia non incide, ad esempio come il cinema, però quello che mi interessava era il suo sguardo sul mondo, avere questa visione. E allora ho detto, beh, se hai una visione, quale mestiere migliore è essere una fotografa, colei che va a inquadrare proprio la realtà. Il suo talento è cristallino, ma è tagliente. Lei riesce a vedere quello che gli altri non vedono, intercetta i dettagli, le espressioni, le connessioni che ci sono tra gli esseri umani. Ha questa dote incredibile. E credevo che fosse un modo nuovo anche per raccontare una protagonista, che da una parte appunto ha sofferto molto, che però dall'altra ha questa capacità e possibilità di riscatto. Poi la fotografia, vedremo, adesso non voglio anticiparvi nulla, probabilmente aprirà delle strade importanti anche per quello che dicevi tu, parliamo di rinascita, parliamo di riemersione da un passato veramente molto difficile. Però sicuramente questa sua forza di poter raccontare il rapporto dei fratelli per me era molto importante.
Nel mio precedente romanzo, In non salvarmi, ho raccontato il rapporto tra genitori e figli attraverso un conflitto generazionale molto forte. Questo è il primo legame dell'umanità, il primo rapporto che sicuramente per tutti noi incide in modo assolutamente profondo e importante. Ma dopo il rapporto tra genitori e figli, il secondo legame umano più importante è quello fra fratelli. È un nucleo affettivo un po' meno indagato nella letteratura e anche nel cinema, però a me interessava molto andare a puntare diciamo, la mia lente di indagine in questo sentimento, posso dire, perché di fatto i fratelli sono legati da un legame di sangue, però durante la crescita spesso sviluppano attraverso anche l'amore, però una sorta di rivalità. Quindi da una parte hanno un amore molto forte dovuto appunto al loro legame di sangue, dall'altra però si sentono spesso rivali, ostili, perché ovviamente si vogliono guadagnare anche l'attenzione dei genitori, no? L'attenzione esclusiva. Quindi è un legame molto particolare. Inoltre, credo che anche questo sia importante, la figura di un fratello maggiore, che possa essere ad esempio non positiva, potrebbe avere un impatto sulla sorella minore, anche sulle scelte che quella sorella farà da adulta nella ricerca del partner. Perché se magari non si ha avuto un buon esempio di un fratello, forse magari ci potrà essere una ricerca magari di una figura maschile non del tutto risolta. Ovviamente vale anche al contrario, se invece il fratello è un fratello protettivo, in modo ovviamente sano e pieno di amore, è molto probabile che la sorella avrà un partner molto equilibrato. Quindi c'è anche questa questione di cui si parla poco, però è veramente un legame esclusivo, come dicevo, perché soprattutto negli anni della crescita si sviluppa proprio un linguaggio tra fratelli che praticamente lo conoscono solo loro, neanche i genitori possono capirlo, perché è fatto di piccoli litigi, è fatto di piccoli regali, preziosità, cose che si condividono all'interno di un mondo inventato e che appartiene solo a loro. Quindi a me interessava far diventare questa anche una ferita, perché questa è la ferita di Rachele, del mio personaggio. Non vi voglio dire troppo per lasciarvi anche il gusto di entrare nella storia, però sicuramente la figura di suo fratello maggiore è una figura molto importante. Sì, gli eventi che sono accaduti tanti anni prima, quando lei aveva 10 anni, quando poi ha abbandonato questo paese, lei torna dopo più di 15 anni, quindi noi abbiamo in qualche modo, noi come lettori, vediamo, è come se vedessimo questo luogo sotto il prisma un po' degli anni che sono passati, però un luogo anche per lei nuovo, nel senso ci si deve ritrovare in questi luoghi che per lei sono stati così importanti. Allora io non andrei oltre nel raccontarvi la trama del romanzo, vi abbiamo già detto abbastanza, è un romanzo che parla d'amore, un romanzo che parla di sensi di colpa, è un romanzo dove ci sono diversi colpi di scena, figure che giocano anche con la sanità di Rachele, che un po' cercano di farla deragliare un po'. Però mi fermerei ecco qui. Ti chiederei invece di fare una domanda sulla musica. In realtà c'è della musica, ma è quasi monotematica, perché si parla tantissimo di un gruppo che sono i Radiohead, che per un motivo specifico, magari quello non lo diciamo, però ti volevo chiedere perché avessi scelto proprio i Radiohead, nel senso chiaramente facendo poi i conti anche a livello di anni di alcuni personaggi, chiaramente quello forse era uno dei gruppi più famosi all'epoca, ma c'è stato soltanto questo, trovare una corrispondenza temporale con la musica dell'epoca, o un gruppo che ti piace, che ascolti, che hai ascoltato mentre scrivevi, e in generale quanto la musica poi influisce sul tuo processo creativo? Sì, tornando al cinema, i Radiohead sono stati come trovare la colonna sonora, come se questo fosse un film e io avessi dovuto trovare la colonna sonora, e sono i Radiohead. I Radiohead è un gruppo che io amo moltissimo, li ho amati, ci sono cresciuta e quindi sicuramente mi appartengono. Però la scelta poi di inserirli in questo romanzo è dovuta al fatto che negli anni 90 questo gruppo, credo molti di voi se lo ricorderanno, esplose letteralmente. E lo fece attraverso un modo di fare musica che era molto nuovo, perché da una parte loro, soprattutto i primi brani, erano molto pop, quindi diciamo molto accessibili e mainstream.
Però dall'altra Tom York, che è il cantante dei Radiohead, avendo anche una sua fisicità molto particolare, diciamo non proprio affine ai canoni estetici di allora, divenne il cantore un po' di questa sua solitudine esistenziale, questo suo dolore intimista. Ci sono dei pezzi che veramente sono molto commoventi dei Radiohead, se voi li recuperate. Quindi ecco, a me piaceva molto come i Radiohead hanno saputo raccontare a milioni di persone, utilizzando il genere pop, una dimensione che in realtà non è sempre per tutti, che è quella del dolore. Il dolore è un elemento molto importante in Cristallo. Si parla di dolore come dimensione esistenziale, perché spesso nella società in cui viviamo il dolore è molto censurato, no? Diciamo, basta ad esempio abitare i social media per capire che tutti noi cerchiamo in qualche modo di raccontare e promuovere sempre la nostra parte migliore, no? La nostra parte più vincente. In realtà sappiamo che la vita di ognuno è molto complessa e quindi in qualche modo si sta abbandonando l'idea di poter raccontare il dolore e soprattutto raccontarlo attraverso la capacità di capire che grazie al dolore noi siamo anche unici, perché ovviamente il dolore ci definisce nel mondo attraverso la nostra storia unica che non può essere ripetuta. Quindi l'intento era anche quello attraverso Cristallo poi di andare verso il dolore, non averne paura, anzi abbracciarlo affinché poi diventi anche una parte luminosa di noi di cui essere molto fieri. Hai parlato di luminosità, te lo dicevo prima di iniziare, una delle parole che ricorre di più in questo romanzo è la parola luce, perché è un romanzo luminoso. La luce delle Dolomiti è famosa in tutto il mondo, è una luce magica, ipnotica, e il tuo romanzo è pieno di luce, che fa da contrasto con l'oscurità, insomma, del delitto. Andiamo al punto di cui mi premeva parlare poc'anzi, ovvero la morbosità della cronaca nera italiana, o meglio, il modo che soprattutto i media televisivi hanno di affrontare la cronaca nera. Tu ne parli chiaramente perché Rachele è un personaggio noto. Questo episodio aumenta esponenzialmente la sua fama e tutti si concentrano su di lei, su questo caso in maniera estremamente morbosa. Ora, senza offendere nessuno, perché so per conoscerli di persona, che molte delle nostre amiche e amici hanno a casa il poster della Liosini o lo screensaver da lasciare lì sul cellulare. Però effettivamente c'è qualcosa di molto sbagliato dal mio punto di vista, poi dimmi la tua opinione, sul modo che noi in Italia abbiamo di affrontare questi argomenti, perché sembra quasi che a volte vengano utilizzati per sviare l'attenzione del grande pubblico dai problemi realmente urgenti che attanagliano davvero questo paese. Tu questo un po' lo descrivi, nel senso si crea in qualche modo una narrazione dominante che si concentra sui dettagli più sordidi, sui rapporti interpersonali, senza però poi andare a scavare quelle che sono, potremmo definirle, le radici del male. Quindi come la vedi, come mai hai deciso di inserire questo argomento, quanto è importante e ti spaventa per esempio tutto questo interesse che c'è oggi verso il true crime, questo moltiplicarsi di podcast su casi ormai risolti o irrisolti da decenni? Sarebbe più importante concentrarsi su altro, secondo te, come la pensi? Allora, sì, sicuramente la spettacolarizzazione della violenza non è mai, per come la vedo io, un modo sano per comunicare dei fatti terribili che accadono praticamente ogni giorno. Quello che credo è che i media, attraverso il sensazionalismo, chiaramente di una vicenda, raccontano sempre la punta dell'iceberg, no? Ovviamente l'elemento sempre più appealing, quello che può fare più share, più viralizzazione, si concentrano a volte su dei dettagli magari del tutto insignificanti al fine della ricostruzione della vicenda o delle indagini, che però in qualche modo accendono l'interesse popolare.
Chiaramente da questo si creano immediatamente dei ritratti psicologici sia della vittima che del carnefice, spesso molto sballati rispetto alla realtà, perché ovviamente ridurre delle persone a una frase, un messaggio sui social, insomma a veramente piccoli dettagli estemporanei, chiaramente non può rendere poi la gravità e la complessità di questi fatti. Quindi questo è sicuramente l'aspetto che mi fa più paura di questo approccio, perché di fatto non ci aiuta a comprendere le motivazioni e noi dobbiamo comprendere le motivazioni se vogliamo in qualche modo anche fare qualcosa affinché questi reati si riducano, a fare delle leggi adeguate, supportare le vittime, insomma c'è da fare ancora tantissimo. Invece se continuiamo a concentrarci solamente sulla foto tratta dal profilo Facebook, chiaramente non andiamo molto lontano. Oltretutto la ritengo anche un po' una violazione delle vittime, dei familiari che vivono queste tragedie e ovviamente si trovano catapultati anche a volte in un circo mediatico che deve essere, credo, molto molto difficile da sopportare. Sicuramente, come dicevi anche tu, è un modo praticamente per spostare l'attenzione da problemi reali che abbiamo noi in questo momento. Però credo anche che chiaramente sta a noi a volte poi cercare di allontanare il più possibile questa narrazione che di fatto non ci aiuta, ma andare a capire le motivazioni. Io questo è un impegno che nel mio piccolo ovviamente cerco di portare avanti ed è il motivo per cui in Cristallo, quando io racconto un crimine o dei personaggi, non solo racconto la loro storia, ma vado anche a scavare nel passato. Perché una volta uno psichiatra molto importante disse una frase che a me diciamo, toccò molto e mi disse ricordatevi che per fare un serial killer ci vogliono 3 generazioni. Cioè lui diceva se i problemi irrisolti del nonno ricadono sul padre e a sua volta il padre non li risolve, quindi si amplificano e poi ricadono sul figlio, l'intensità di questa terza generazione, se poi anche il figlio, per diversi motivi che non sto qui a raccontare, non riesce a interrompere questa catena, questa intensità di problemi irrisolti potrà scatenare purtroppo delle psicologie criminali. Quindi questa è una cosa che noi dobbiamo tenere a mente, perché ci aiuta innanzitutto a togliere il pregiudizio, non perché ovviamente non dobbiamo essere critici verso la cronaca, ma semplicemente dobbiamo sempre chiederci perché le cose accadono. E quindi bisogna raccontare, capire chi siamo, da dove arriviamo e cosa abbiamo vissuto, fin da quando siamo nati, chi sono stati i nostri genitori, l'ambiente, insomma, perché ci sono tante variabili che poi purtroppo influiscono. Perché la gogna mediatica non serve a nessuno, perché è chiaro che un assassino è per noi un assassino, che non abbiamo bisogno di dirci che tutti noi ovviamente siamo distanti da dei crimini che sono terribili. Però se vogliamo poi anche costruire una regolamentazione, una legge che possa anche supportare le vittime, dobbiamo anche iniziare a prevenire e andare ad agire magari in alcuni contesti che sono molto difficili e che quindi bisogna in qualche modo supportare. Quindi questo chiaramente è stato un po' amplificato dal true crime, come dicevi tu. Il true crime penso possa essere interessante da una parte se si ha quell'approccio di capire come funziona magari la magistratura, tutto l'aspetto procedurale, potrebbe essere interessante anche se poi ascoltandoli quello che ci si rende conto è che spesso sono più gli errori che accadono purtroppo che diciamo, gli avanzamenti corretti. Però detto questo, quello che non mi piace molto è diciamo, questa morbosità che c'è dietro, anche in qualche modo il rispetto delle vittime, perché non vorrei che poi ecco, questo diventasse l'ennesimo modo per spettacolarizzare ancora la violenza. Sicuramente la cronaca è diventata anche materia letteraria, i grandi casi diventano serie TV, quindi c'è diciamo, questa attenzione. Però io credo che bisogna sempre rapportarci a questi prodotti sempre con la dovuta distanza per poi farci le giuste domande. A proposito di serie TV, ti faccio una domanda che spero interessi tutti noi che siamo amanti dei libri e della carta stampata. Tu, abbiamo detto, sei stato top manager nel cinema, ti occupi di comunicare meglio e portare i film migliori in Italia e comunicarli al pubblico nel modo migliore. Però hai attraversato un periodo molto complesso per il cinema. A differenza di altri professionisti non hai abbandonato la barca quando eri in acque pericolose, anzi sei stata molto coerente e sei andata avanti. Mi pare di capire, poi dici tu,
che il cinema oggi versa in condizioni sicuramente migliori rispetto a qualche anno fa, però il cinema ha pagato tutta una serie di sconti, derivanti per esempio dall'avvento dei social network, dalla Covid sicuramente, dall'avvento delle serie TV, quindi era molto più comodo stare a casa e guardarsi in binge watching le serie su Netflix, Amazon e così via. Ora, anche la letteratura, anche il mondo dell'editoria, si dice da sé da tanti anni che è un business, è, come posso dire, un mondo un po' in crisi a livello proprio commerciale. Perché? Perché anche noi in qualche modo come autori dobbiamo fare i conti con l'avvento dei social network, con il fatto che le persone hanno meno tempo, o perlomeno dedicano meno tempo alla lettura. È il periodo storico da quando l'uomo ha iniziato a leggere in cui si legge di più, ma non si leggono più libri, si leggono notizie su Facebook, sbocconcellati un po' da tutte le parti. Quindi sono tanti in realtà i nemici, tra virgolette, i nemici del libro in questo periodo. Facendo un parallelismo tra il mondo del cinema e come ha superato questo problema e il mondo del libro, tu come la vedi? Ci sono delle similarità, ci sono dei modi per cui noi che facciamo questo lavoro, vedo anche dei librai, qui possiamo in qualche modo andare al di là dell'ostacolo. Allora, sicuramente il cinema, soprattutto dopo il Covid, ha attraversato una grande crisi, perché chiaramente il Covid, come lo sappiamo, ci sono state molte restrizioni che soprattutto per il cinema sono durate più a lungo, anche rispetto ad altri esercizi pubblici, come ad esempio i ristoranti. Diciamo, quando ad esempio nei ristoranti si poteva andare senza mascherina, al cinema ancora no. Quindi sicuramente il cinema ha sofferto in modo importante di questa situazione. Poi cosa è successo? È successo che però c'è stata la volontà di continuare a fare cinema, sia da parte delle produzioni, delle distribuzioni, dell'esercizio, che hanno messo in gioco moltissimo per attrarre nuovamente gli spettatori in sala. E sicuramente, sebbene ancora come industria non siamo agli stessi livelli del pre-Covid, sicuramente ci stiamo avvicinando. Non solo, si prevede che nel prossimo anno, ad esempio, che sarà un anno di titoli e di offerta cinematografica molto importante, addirittura nel 2025 si potrà superare quello che era il pre-Covid. Quindi da questo punto di vista c'è fiducia. Sicuramente abbiamo notato dei cambiamenti delle abitudini sociali dei nostri spettatori rispetto al pre-pandemia. Ci sono stati dei film che sono state delle vere e proprie sorprese. Abbiamo notato infatti che il gusto del pubblico è cambiato, perché probabilmente dopo un periodo, lo dicevi tu, a casa, durante il Covid, dove tutti noi abbiamo forse soffrito molto di alcuni prodotti di entertainment, come le serie TV e tanti altri, probabilmente forse c'è stato un po' di stanchezza. E quindi adesso gli spettatori, se vengono al cinema, è perché vogliono vedere storie originali, storie nuove, storie che di fatto li possano stupire. Se gli spettatori decidono di pagare un biglietto è perché devono sentirsi molto motivati, devono percepire che vale l'esperienza in sala, quindi non solo film ad alto livello, ma anche l'esperienza stessa della fruizione del film. Infatti nell'esercizio ci sono tantissimi lavori di cambiamento e di ristrutturazione, le sale stanno cambiando, ci sono sempre più comfort, altissima tecnologia, quindi proiezioni sempre più definiti, il sound che è veramente ormai totalmente immersivo. Quindi diciamo c'è una logica di regalare allo spettatore proprio la vera esperienza cinematografica affinché capisca e senta proprio sulla propria pelle che vedere un film a casa sul divano o vederlo in sala è totalmente un'altra questione. I film molto originali che hanno potuto esprimere al meglio la potenza visiva dei film, faccio l'esempio di Strane povere creature, quest'anno che è uscito a gennaio, è stato sicuramente uno di quei film che non era scontato che il pubblico amasse e che invece il pubblico ad esempio ha amato moltissimo. Ci sono stati tanti altri casi così e quindi parliamo di film non propriamente mainstream, con delle loro originalità sia visive, di produzione, delle storie
Quindi di fatto stiamo capendo che forse la storia più classica, magari lo spettatore se lo vede su Netflix, ma quando vuole un'esperienza molto più originale viene al cinema. E questo secondo me è una cosa bellissima, perché chiaramente permetterà anche alle produzioni di andare sempre più incontro magari agli autori, ai cineasti, coloro che veramente hanno una visione diversa del raccontare storie. Per quanto riguarda l'editoria, io credo che siamo invece in un mondo un po' diverso, perché a me sembra che diciamo, il pubblico ami e riconosca invece delle storie in cui si può riconoscere immediatamente, quindi forse c'è un bisogno di identificazione in questo settore più forte, e io credo che comunque sia molto interessante. Sì, è vero, non è facile vendere libri nel mondo dell'editoria, perché sappiamo che escono moltissimi autori ogni giorno. Credo che però poi ognuno possa ricavarsi il proprio spazio con un grande lavoro, però sicuramente trovo diciamo, una differenza del gusto proprio con cui i lettori si approcciano alle storie. Poi io credo anche che basta entrare in una libreria e davvero si può trovare il libro che si vuole. Cioè, a volte sento anche qualche critica riguardo appunto alcune selezioni di autori, proposte di autori, ma io davvero non sono d'accordo, perché al di là adesso delle grandi proposte, ognuno di noi, ogni lettore può entrare in libreria e ha un'offerta incredibile, dalle storie appunto più accessibili, più familiari, alle storie invece più estreme che ci portano proprio in territori del tutto sconosciuti. Quindi io credo che sta a noi orientarci e trovare poi il libro che ci appartiene di più. Dicevo prima che col tuo libro precedente, Non salvarmi, che aveva un'ambientazione totalmente diversa, perché eravamo tra gli Stati Uniti, un po' a Milano, l'Italia c'era, però essenzialmente l'ambientazione era estera. Hai vinto il premio Selezione Bancarella. Peraltro, per chi avesse letto Non salvarmi, qui troverete un cameo di un personaggio, quindi c'è un link, c'è un fil rouge tra le due storie. Ci vuoi raccontare com'è stata l'esperienza del Bancarella? Noi, perlomeno moltissimi di noi, non conoscono questa dimensione dei grandi premi, è stato esaltante, è stato avvilente, come molti dicono, è stato... nessuno sta registrando, no, sì, stanno registrando, quindi non puoi dire... Non dirò la verità, e la verità è che è stato stupendo. Io sono uscita con Non salvarmi a gennaio e i primi 6 mesi della mia uscita li ho vissuti nel Covid, quindi potevo fare solo dirette online. Poi a giugno è terminato il lockdown e io proprio insomma, a maggio ho saputo del Bancarella. Quindi immediatamente la ripartenza del mio libro con il contatto proprio diretto dei lettori è avvenuto con il Bancarella dopo mesi che io li incontravo soltanto online. Quindi già per questo è stato formidabile. Inoltre il Bancarella è un premio prestigioso ma bellissimo, perché arriva da una tradizione bellissima che è quella dei librai. È proprio il premio dei librai, perché un tempo a Pontremoli appunto c'era proprio la via dei librai e loro con le bancarelle portavano in giro i libri per farli conoscere, quindi da qui il suo nome. Quindi ha questa tradizione bellissima che quando si arriva appunto a Pontremoli si respira, perché ci sono moltissimi librai, moltissimi lettori e si sente quanto questa tradizione sia importante, e quindi da autrice che ha potuto vivere questo premio posso dirvi che l'emozione è stata fortissima, soprattutto l'attenzione dei lettori, ma anche proprio di tutto il mondo editoriale che in quei giorni chiaramente è lì, e quindi è bellissimo, è stato bellissimo anche stare con gli altri autori. Voglio solo ricordare un grandissimo autore che era con me nel premio, Luca Di Fulvio. Luca Di Fulvio purtroppo è scomparso recentemente per una malattia, però posso dirvi che era un autore straordinario, quindi dalla grandissima bravura. Ma quando è stato il mio momento che mi hanno chiamato sul palco, io chiaramente ero un po' emozionata e Luca proprio mi ha detto vai, spacca tutto e vedrai che andrà benissimo, e così è stato. Quindi per me è stato anche insomma, le sue parole che mi hanno accompagnato sul palco e per le quali chiaramente gli sarò sempre riconoscente. Sì, un applauso a Luca, era anche un caro amico personale, con me è sempre stato molto molto generoso. Lui davvero all'estero vendeva milioni di copie, qua Sì. vendeva poche migliaia di copie, era un autore pressoché sconosciuto, però
era veramente un autore leggendario, ma dalla grandissima umanità, allievo di Camilleri, un uomo di teatro, un uomo speciale, quindi mi fa davvero piacere che abbia avuto, ecco, la carineria di ricordarlo. Allora, intanto vi chiedo di pensare se volete intervenire in questa nostra conversazione che volge, ahimè, verso il termine. Se avete qualche domanda iniziate a pensarci. Io ho un amico che si chiama Marzio Montecristo, che fa il libraio di professione, che metterebbe Cristallo vicino a un po' di nomi, io te li dico, poi tu mi dici quello a cui secondo te è più affine. Sicuramente Wolf Dorn, sicuramente il Luca D'Andrea della Sostanza del Male, sicuramente il Donato Carrisi della Ragazza nella nebbia, Gillian Flynn dell'Amore bugiardo, Mary Higgins Clark, tutta la tradizione, diciamo, del thriller psicologico. C'è un po' di Donna Tarta, a mio avviso, in questo romanzo, un piccolo cuore oscuro, definiamolo. Quali sono state le tue principali influenze letterarie? Hai ancora un punto di riferimento a quello che guardi, ecco, anche a livello, per esempio, stilistico come modello? Grazie tanto per prestarmi a questi nomi grandiosi che sappiamo hanno contribuito a fare la storia del thriller, quindi ognuno di loro in realtà ha una cifra stilistica diversa, però tutti si ritrovano appunto nel genere del thriller e l'hanno fatto davvero molto bene, con una grande tradizione. Un'autrice che amo molto, se posso fare un nome, ma chiaramente ce ne sarebbero tanti, ma non possiamo stare qui tutta la sera, è sicuramente Patricia Highsmith. È un'autrice che amo moltissimo, lei è l'autrice di Sconosciuti in treno, per dirvi qualche nome dei suoi capolavori, Carol, Il talento di Mr. Ripley, che tra l'altro recentemente è stato trasposto anche in una nuova serie TV dopo il bellissimo film di qualche anno fa. E quindi ecco, di lei amavo moltissimo che era un'autrice molto tagliente, molto irriverente, che per l'epoca, considerando che era una donna, non era assolutamente scontato. Lei, ad esempio, tra l'altro, il romanzo Carol l'ha dovuto pubblicare sotto pseudonimo perché trattando di un amore di un tema che all'epoca non poteva essere trattato da una donna come l'amore omosessuale, lei ha dovuto cambiare il suo nome. Quindi ecco, già da questo potete capire il coraggio, la volontà comunque di raccontare la sua visione. E un'altra caratteristica che amo moltissimo e che spero nei miei romanzi piano piano di in qualche modo raccontare era la capacità che aveva questa scrittrice di crearti un'intimità con un personaggio anche molto negativo. I suoi personaggi, i suoi protagonisti spesso sono dei cinici, degli amorali, degli spregiudicati, quindi probabilmente delle persone che sono molto distanti da noi, che hanno un codice tutto loro di vivere la vita, che è un codice che chiaramente è un codice egoico che fa riferimento soltanto a loro. Eppure, grazie alla capacità di questa scrittrice, noi iniziamo a sentire un'affinità con questi personaggi, iniziamo a stare con loro e ci piace stare con loro. È come se loro fossero lo specchio del male e noi in qualche modo, anche se ci sentiamo diversi, comunque li amiamo. E che questo credo sia davvero un grande talento di una narratrice, perché vuol dire innanzitutto interrompere qualsiasi giudizio morale da narratore verso il proprio personaggio, e questo è importantissimo. E poi la capacità probabilmente di raccontare le sfumature dell'animo umano e delle oscurità che anche quando sono becere, proprio diciamo, appartengono a una dimensione che è una dimensione appunto totalmente amorale, in qualche modo mantengono comunque una loro fascinazione, una loro scintilla per un modo di vivere la vita al di sopra anche del sistema. Ecco, quindi tutto questo mi piace molto di lei, ovviamente anche i ritratti psicologici, poi tutte, diciamo, le dinamiche che lei mette in gioco per creare la tensione nella sua storia, e quindi sicuramente è un grande riferimento. Fammi fare una piccola divagazione proprio su questa storia degli pseudonimi, perché anche noi in Italia abbiamo avuto un sacco di scrittrici che diversi anni fa, parlo degli anni 50, 60, 70, provavano a farsi strada, no, nel mondo del poliziesco italiano, e questo non era concesso loro, eccetto una per tutti, che poi ha fatto veramente la storia di questo genere. Tanti di noi, scrittori e tante scrittrici, devono essere debitori perché ha veramente aperto un varco. Penso a Laura Grimaldi, che scrisse molti romanzi
pseudonimo, ce n'è uno che è molto affine a quello che alla tua poetica, che si intitola La colpa, se mai doveste riuscire a trovarlo, è un romanzo importante. Spero che un giorno, ecco, venga raccontata anche la storia di queste scrittrici che hanno provato a imporsi in un panorama letterario all'epoca molto ostile. Devo dire, oggi per fortuna la situazione è cambiata, abbiamo veramente penne straordinarie come la tua, come quella di Sara Milotti, come quella di Barbara Maraldi, Ilaria Tutti, tante autrici, ecco, che stanno riuscendo a imporsi in questo genere letterario. Qualche anno fa era molto più complesso, per fortuna i pregiudizi stanno un po' morendo, ne rimangono ancora alcuni, ma li uccideremo tanto per stare in tema. Vi è venuta in mente qualche domanda, avete qualche curiosità per la nostra Livia? Anche in generale, non necessariamente su questo romanzo? È sempre un momento complesso questo. Intanto, mentre ci pensate, io voglio ringraziare di nuovo Éntula per questa occasione che ci ha dato. Tu farai un tour anche con Éntula, se non sbaglio. Hai altre date, dove ti ritrovare? Sì, a Santa Maria Navarrese, un luogo che ancora non conosco, non ci sono mai stata, ma mi dicono le persone di qui che è un luogo stupendo, sono felicissima di andare, sarà un'altra serata magica. Poi sarò al Festival di Dialoghi con l'autore, a Scuola Santa Lucia, e poi anche a Macomer, quindi devo dire un vero e proprio tour in Sardegna che ringrazio tutti gli organizzatori, ovviamente da Éntula e anche gli altri per avermi dato questa opportunità stupenda. Splendido. Allora, non vedo mani alzate. Abbiamo detto tutto, Abbiamo probabilmente detto abbiamo esaurito. Cristallo, c'è una citazione nel libro in quarta di copertina, dice: la verità è come un frammento di cristallo, non trovi? Così lucente da abbagliarti, ma anche così aguzzo da poterti ferire fino a farti sanguinare. Vi posso assicurare che alla fine di questo romanzo la verità vi turberà, vi farà male, ma vi darà anche una sensazione di circolarità, perché tutto torna. È oltre a essere un thriller, è anche un giallo dove tutto funziona, dove tutto va a incastonarsi e a giustapporsi nella giusta posizione, per l'appunto. Quindi è un libro perfetto da portarsi in vacanza dove si ha più tempo per leggere, ed è una lettura rinfrescante, passatemi il termine, visto che stiamo vivendo momenti di grande calura, qua si parla di cibo Vero, sì. molto più fresche, quindi... Verrà magari un po' la brezza, no, delle Dolomiti. Grazie di cuore a Livia Sambrotta, Grazie. bocca al lupo. Grazie Piergiorgio. Grazie a tutti voi. Grazie a voi per essere qui stasera, avermi accolta con questa magia, e grazie Piergiorgio a te sempre per avermi presentato in modo così stupendo e aver davvero raccontato così bene le È un romanze. grande piacere. Abbiamo un banchetto dei libri dalla libreria Mieleamaro per chi volesse farsi dedicare il libro da Livia. Alla prossima. Buona serata. Grazie.